Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati qui in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi voglio parlare del pendolino. Ehm, Esistono molte varietà di pendolino, quasi certamente ne avrete visti tantissimi, e sono tutti strumenti estremamente utili per quello che è un campo di crescita e indagine personale. Ehm, il pendolino perché è così importante da imparare? Intanto perché è uno strumento millenario, è antichissimo e si collega insomma a quella che è la funzionalità motoria inconscia e dunque è collegata strettamente proprio con il nostro inconscio, cioè quella parte di noi onnisciente che conosce dunque tutte le risposte. È importantissimo dunque questo strumento proprio perché ehm, ci permette di indagare in alcuni ambiti bypassando la mente conscia e tutte le risposte che tendiamo quotidianamente a darci da soli. Attenzione però, è pur vero che quando non abbiamo la mente particolarmente sgombra, quando siamo particolarmente coinvolti negli eventi o nelle circostanze, è difficile mantenere un certo distacco, un'oggettività dell'indagine della questione. Ad ogni modo, con l'uso, con la pratica, si tende a sentire comunque la risposta interiormente e dunque anche a sentire quando il pendolino sta veramente dando una risposta autentica, onesta. Ora è chiaro che queste sono piccole premesse che vi sto facendo e che comunque chiariremo tutti questi aspetti mano a mano che andiamo avanti, sia nei video che con la pratica. Come ho detto all'inizio, i tipi di di pendolino sono tantissimi, nei più vari pesi, metalli, forme. Prevalentemente però possiamo distinguerne di alcuni tipi. Ad esempio, io qui ve ne mostro uno. Questo è un pendolino di metallo, di ottone, ehm, ha un peso che si aggira intorno ai 15 grammi e è ottimo per quello che sono le indagini e le richieste più semplici, ma anche più lunghe, perché avendo questa tipologia di peso, cioè essendo molto maneggevole, molto facile, può essere utilizzato senza stancare anche per lungo tempo. Ha però una caratteristica, tanto per cominciare, essendo in metallo, si impregna. Dunque alla lunga si impregna della carica psichica e emotiva dell'operatore. Pertanto va ricordato di scaricarlo e smagnetizzarlo regolarmente. Per fare questo e farlo correttamente possiamo avvalerci del circuito, lo smagnetizzatore, che troviamo poi, vi inserisco nel link, in un link proprio nella descrizione del video, così che possiate andare a scaricarvelo gratuitamente e a stamparlo e ad utilizzarlo con i vostri strumenti. Questo circuito si usa molto semplicemente mettendo all'interno l'oggetto che va smagnetizzato e lasciato almeno 5 orette. Ecco. Poi se volete lasciarlo anche tutta la notte, meglio ancora, perché l'operazione è tanto più intensa quanto è più lunga l'esposizione del testimone o dell'oggetto da smagnetizzare all'interno del circuito. Esiste poi un'altra tipologia di pendolino. Come ho detto, ci sono tanti materiali, per esempio i metalli, ve ne ho mostrato uno d'ottone, ve ne mostro uno qui in acciaio. Questo ha la particolarità di poter contenere un testimone. Perciò, per esempio, ha un piccolo vano qui
e si può svitare tranquillamente e riavvitare. Questo per esempio è ottimo se vanno fatte delle indagini o su una persona, perciò inserendo un capello o anche solo un fogliettino col nome all'interno, oppure su un alimento, su un medicamento, qualsiasi cosa per cui possiamo inserire un testimone qui all'interno e poi utilizzando il pendolino sui vari circuiti ottenere le risposte di cui abbiamo bisogno. Esistono anche pendolini, ad esempio questo molto grazioso, questo è un quarzo miglialino. Io per esempio uso i pendolini sulla base della cosa che vado a fare. Se ad esempio è un'indagine di tipo sentimentale, emotiva, utilizzo i cristalli, i pendolini di cristallo perché entrano maggiormente in connessione con quelle che sono le emozioni o la sfera emotiva sia della persona che dobbiamo indagare o analizzare, sia sulle situazioni. Mentre invece per quello che sono indagini di luoghi, ricerche, ma anche lavori particolari, per esempio il trasferimento di informazioni da un circuito a un testimone, utilizzo il pendolo egizio. Questo ha una caratteristica straordinaria che è quello di non impregnarsi mai, nonostante sia un pendolo in legno semplicissimo, ha delle proporzioni e una forma particolarissima, unica, nel senso che solo il pendolo egizio ha questa forma qua e qualunque pendolo che abbia questa forma può essere definito pendolo egizio e proprio grazie alla particolarità della sua forma esso non si impregna mai delle vibrazioni, non è dunque necessario scaricarlo, smagnetizzarlo o cose del genere, mentre tutti gli altri pendolini regolarmente richiedono questo lavoro di smagnetizzazione. Essendo molto più leggero, perché qua ci aggiriamo sulla decina di grammi, le sue oscillazioni sono molto più corte, più brevi e dunque è ottimo per quello che sono le ricerche, ad esempio, su delle mappe geografiche di luoghi o di persone, di animali scomparsi. E questo ci permette appunto di individuare con più precisione il luogo oppure quello che stiamo cercando, proprio perché non oscillando tanto non rischiamo di confondere eh, le sue indicazioni. Eh, Dunque abbiamo fatto una piccola panoramica di quello che sono i pendolini un po' che possono essere trovati in commercio. Resta il fatto che il pendolino nasce come un piccolo peso attaccato ad una corda, perciò qualsiasi cosa che abbia un certo peso e che può essere attaccato a una corda può diventare un pendolino di fortuna. Anticamente, vabbè, non tanto anticamente, ma diciamo che le nonne usavano ad esempio agganciare una fede ad una collanina per indagare il sesso del nascituro. Questa è una piccola forma così, diciamo, popolare di utilizzo del pendolino e che sicuramente avrete avuto modo di vedere praticare. Come dicevo, appunto, abbiamo fatto la carrellata su quelli che sono i pendolini, possiamo fare un pendolino di fortuna all'occorrenza, utilizzando un anello, una fede, quello che è, e cominciare insomma le nostre indagini. Per cominciare, come ripeto, smagnetizziamo sempre prima il nostro pendolino, così da essere sicuri che non sia impregnato dalle energie di chi lo ha prodotto, di chi lo ha venduto. Anche poi regolarmente dopo l'utilizzo ricordiamoci di smagnetizzarlo col circuito che appunto troverete nella descrizione, troverete il link da cui scaricarlo e infine possiamo appunto cominciare a fare dei piccoli esercizi con il circuito del sì e del no che comunque approfondirò bene nel prossimo video. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione, per avermi ascoltato
e cominciate pure a familiarizzare con un pendolino ricordandovi che è un prolungamento della vostra persona e che viene spinto da quelli che sono i movimenti inconsci della muscolatura. Pertanto sfrutta lo stesso concetto di quello che è il test kinesiologico e significa che il nostro corpo non può mentire, mentre magari la nostra mente può raccontarci una cosa piuttosto che un'altra, il nostro corpo non mente perché è agganciato a quello che è la parte inconscia di noi. Dunque non vi resta che cominciare a sperimentare un po', noi ci vediamo al prossimo video dove vi spiegherò appunto il circuito del sì e del no. Vi ringrazio intanto per l'attenzione e buon proseguimento. Un abbraccio dalla vostra Hildegard.